La tua radio. Senza. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Ebbene, l'ultima vicenda che ha occupato la stampa e il Parlamento nel corso dell'ultima settimana, quella del caso Al-Masri, è una evidente manipolazione di quella che è la notizia, un tentativo che è stato effettuato da parte della sinistra su una vicenda che in realtà è assolutamente chiara da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista giornalistico, ma anche e soprattutto sotto il punto di vista strettamente giuridico. Ci stiamo riferendo all'arresto che vi è stato da parte dell'autorità giudiziaria libica del generale Al-Masri, che, chiariamolo subito, un personaggio dal quale bisogna stare distanti anni luce, un personaggio che si è macchiato molto probabilmente di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di nefandezze assolutamente non convalidabili, e però dobbiamo anche capire come si colloca tutto questo all'interno della politica italiana e soprattutto perché il nostro Parlamento e il nostro governo sono stati chiamati in causa e sono stati chiamati ad esprimersi su questa vicenda. Questo arresto, per riavvolgere un po' il nastro a qualche mese fa, in realtà parte dalle vicende che sono avvenute in Italia tra il 20 e il 21 di gennaio dell'anno attuale. Che cosa avviene?
c'è un mandato che viene emesso da parte della Corte Penale Internazionale di arresto per crimini di guerra e per crimini contro l'umanità nei confronti del generale al-Masri. Ecco, intendiamoci, che cos'è la Corte Penale Internazionale? La Corte Penale Internazionale vede l'Italia particolarmente coinvolta perché il trattato, è proprio il Trattato di Roma, che è stato siglato da una serie di paesi della Comunità Europea, ma più in generale di una serie di paesi che poi aderiscono anche all'ONU, non tutti, e vedremo anche quali. Un trattato che parte dal 1998 e trova nel luglio del 2002 la ratifica di 60 paesi, in quel di Roma prima e poi all'Aia. Il problema però qual è? Andiamo a verificare chi fa parte di questo Tribunale Penale Internazionale, di questa convenzione, perché quando si ha a che fare con il diritto penale, bene, si ha a che fare con qualche cosa che rientra all'interno della giurisdizione di ognuno dei paesi. Non è che si può alzare in altri termini il cittadino francese e dice: ma guarda, io voglio applicare giustizia e soprattutto voglio fare giurisdizione rispetto a quella che è una vicenda che può riguardare un cittadino italiano magari in Italia. Quindi ci sono degli schemi, ci sono delle regole di carattere internazionale che disciplinano quello che è l'esercizio della giurisdizione di carattere penale. E allora è bene ribadirlo, è bene sottolinearlo. Alla convenzione che disciplina il Tribunale Penale Internazionale, anzi quella che poi viene definita a tutti gli effetti la disciplina principale del Tribunale Penale Internazionale, non aderiscono tutti gli Stati membri dell'ONU, e tra questi Stati che sono rimasti esterni, che non hanno sottoscritto la Convenzione, è bene ricordarlo, e c'è qualche cosa come una popolazione pari a 3 miliardi di persone, perché gli Stati Uniti non hanno aderito al trattato, non ha aderito la Russia, non ha aderito la Cina, non ha aderito l'India, non ha aderito la Turchia, lo Stato di Israele, l'Egitto, gli Emirati Arabi, quindi non hanno aderito una serie di stati per un ammontare di popolazione pari ad oltre 3 miliardi di persone. È chiaro che già questo non può costituire un elemento di secondo piano, cioè se questa giurisdizione è una giurisdizione che è applicabile soltanto ad una parte del pianeta e l'altra parte del pianeta può deliberatamente sottrarsi a questa giurisdizione, non esiste allora quello che è il principio di reciprocità, non esiste quello che è il principio di uguaglianza sotto il punto di vista della macchina giudiziaria, e quindi bisogna fare molta attenzione, andarci molto cauti quando si parla di violazione di regole di carattere internazionale. Fatta questa promessa, che non è vicenda da poco perché è una premessa di carattere politico, ma soprattutto di carattere giuridico, andiamo a vedere che cosa avvenne effettivamente il 20 ed il 21 di gennaio in Italia. Bene, attraverso un'operazione condotta da parte della Digos e quindi da parte della Questura di Torino, venne fermato al-Masri non quando era in Italia da 10-15 giorni o a farsi le ferie o a visitarsi magari il museo egizio a Torino, no, quando stava transitando in Italia dalla Francia. Bene, in quel periodo la certezza che si trovasse non solo in Italia, ma che soprattutto si trovasse prima in Francia, la si aveva perché erano state diffuse quelle che sotto il punto di vista della collaborazione delle polizie internazionali si chiama Blue Notice. La Blue Notice quindi è una notizia importante da gestire all'interno di quello che è il rapporto di collaborazione tra gli stati e soprattutto all'interno di quelli che sono i servizi di sicurezza tra le forze di polizia che sono inserite all'interno dei singoli stati membri, non solo dell'Unione ma anche della stessa organizzazione internazionale di riferimento, e quindi l'ONU da una parte e la Corte Penale Internazionale dall'altra. E quindi al-Masri si trovava in realtà a scorrazzare in giro per l'Europa, dalla Germania passando per la Francia,
con una blue notice, quindi con un accertamento, con una notizia che era stata già acquisita da quelli che erano i servizi di intelligence a livello comunitario. E stranamente quella blue notice diviene red notice, quindi diviene notizia rossa, diviene mandato di cattura 5 minuti dopo che Al-Masri entra nel territorio italiano? Beh, c'è qualche cosa di anomalo. Come per dire, ma se era un terrorista internazionale o se era soprattutto un soggetto che si era macchiato di crimini di sangue a livello internazionale, perché si è aspettato? Perché si è atteso che passasse il confine da parte della Corte Penale Internazionale per emettere l'ordinanza di custodia, per emettere il mandato di cattura? C'è da ipotizzare che ancora una volta si volesse aprire il casus, che si volesse aprire la vicenda italiana. E così però non è stato, perché che cosa avviene? Nello stesso momento in cui si apre quella che è la possibilità di trattenerlo, iniziano le interlocuzioni tra il nostro governo, la Corte Penale Internazionale e anche quello che poi dovrebbe essere lo Stato, che ha la competenza principale per agire su questa materia. Lo Stato che ha la competenza principale è lo Stato in cui si sono compiuti questi crimini contro l'umanità, questi crimini di guerra, queste nefandezze, appunto la Libia. Tant'è che è notizia di questi giorni non solo che Al-Masri è stato effettivamente poi arrestato 3 giorni fa nel suo paese di origine, ma notizia ancora più importante è che il 20 di gennaio del 2025 la Procura Generale libica aveva inviato all'Italia la comunicazione ufficiale della pendenza dell'apertura del procedimento penale in Libia. E voi mi direte, ma questo che cosa significa? Ma c'era in realtà la Corte Penale Internazionale che lo reclamava, c'era la Corte Penale Internazionale che chiedeva di poterlo processare direttamente. Beh, e a questo punto, cari ascoltatori, non si può non leggere quello che prevede l'articolo 17 del trattato istitutivo di quella che è la competenza della Corte Penale Internazionale. L'articolo 17 su questo è chiarissimo. La competenza della Corte Penale Internazionale ci può essere soltanto laddove non sia stato azionato in precedenza il procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria competente sotto il punto di vista territoriale, quindi laddove lo Stato di provenienza o di competenza non si sia mosso o non si voglia muovere. È l'esatto contrario di quello che è avvenuto nella vicenda Al-Masri, ossia se il 20 di gennaio il nostro governo e più in generale il nostro ordinamento giuridico viene a conoscenza del fatto che c'è uno Stato richiedente, ossia la Libia, che intende processarlo, ancorché in stato di libertà, ancorché in stato di pre-custodia cautelare, c'è o non c'è la competenza della Corte Penale Internazionale a sostituirsi a quello che è uno Stato che comunque fa parte della nostra geopolitica del Mediterraneo e che fa parte a tutti gli effetti anche dell'ONU, perché fino a prova contraria stiamo parlando di stati che aderiscono anche a contesti internazionali? Beh, è quello che effettivamente è avvenuto. Se non ci fosse stato quest'alert, questa comunicazione da parte della Procura Generale libica verso il nostro paese, ossia se ci fosse stata la latitanza, l'assenza e la denuncia di non voler perseguire il generale Al-Masri per i crimini di guerra, beh, a quel punto sarebbe scattata necessariamente la competenza e la previsione di quello che statuisce, di quello che stabilisce l'articolo 17 del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. E se però quella competenza che è soltanto sussidiaria, che è soltanto complementare, non può essere esercitata, allora non è che si può utilizzare questa vicenda per sparare nuovamente
contro il nostro paese e soprattutto contro il rispetto del principio di legalità del nostro paese, perché dura lex sed lex, la legge si applica sempre, si applica anche e soprattutto quando si devono perseguire soggetti che hanno commesso crimini per i quali sono previste anche sanzioni molto importanti che vanno dall'ergastolo a pene anche diverse. Ecco perché in questa vicenda ancora una volta la sinistra del paese ha toppato, i vari leader di partito di sinistra che non vanno neppure troppo sottolineati per la loro assenza quotidiana da quello che è il profilo della Realpolitik, ancora una volta hanno toppato non leggendo le norme, dando sfoggio di massima ignoranza crassa sotto il punto di vista dell'ordinamento giuridico e sotto il punto di vista soprattutto della necessità di applicare le leggi, soprattutto quando queste leggi tirano in ballo quelle che sono le competenze del nostro paese. Quindi tutto quello che ne è nato, addirittura con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di 3 ministri del nostro paese, e stiamo parlando quindi di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, del ministro di Grazia e Giustizia, quindi del ministro Nordio e del nostro ministro degli Interni, ecco, è chiaro che quelle autorizzazioni a procedere anche nei confronti di Piantedosi non avevano ragione d'essere, perché non è stata operata semplicemente una scelta politica, è stata operata una scelta ponderata sulla scorta delle risultanze degli atti processuali, questi sì, ma di diritto internazionale. Quindi quando si invoca la competenza della Corte Penale Internazionale, ecco, vale quello che diceva un vecchio docente universitario: potete anche cambiarle le norme, potete anche storpiarle, ma una volta almeno nella vostra vita leggetele. E allora ancora una volta vale il principio secondo il quale se le cose non vanno, le cose si possono cambiare, e tra le cose che si possono cambiare, ecco, c'è la validità e soprattutto l'efficacia tra i paesi che aderiscono all'ONU del Trattato di Roma in materia di Corte Penale Internazionale, perché è inammissibile, inconcepibile che possa essere applicata solo per alcuni paesi e altri non abbiano la necessità e l'obbligo di darvi la firma e soprattutto di applicarla. Ecco perché si è tentato anche in questa vicenda di fare un processo non ai nostri ministri, ma di fare un processo alle leggi e alle norme di libertà e soprattutto di democrazia del nostro paese. È questo un processo politico assolutamente inammissibile, inconcepibile. L'Italia ha riacquisito, ha riacquistato la propria postura sul palcoscenico internazionale, ma soprattutto la propria dignità di paese che applica le norme e le fa applicare anche agli altri paesi della comunità internazionale. Ecco perché davanti alle cose che si possono cambiare, mai tirarsi indietro e portare avanti il cambiamento anche attraverso la politica delle riforme.